Domenica 23 giugno, giornata nazionale Sentiero Italia CAI. In questa occasione il CAI di Cividale, in collaborazione con la sezione CAI 30°, ha organizzato un'escursione in cui si percorre un tratto di questo sentiero. Da Cividale, passando per San Leonardo, si raggiunge Stregna, che è il punto di partenza. Partenza da quota 3,90, si raggiunge il Sentiero Italia a quota 6,50. Si segue il Sentiero 747 passando per Monte San Giovanni fino a Varc. Qui termina la parte di Sentiero Italia. Si rientra passando per Preserie, Cernetic e San Paolo. Questo è l'ambiente in cui si svolge questa escursione. L'operatore naturalistico-culturale nazionale Renzo Carniello e Giulia del CAI Cividale ci guidano in questo percorso. Siamo al vecchio lavatoio di Stregna. Sotto gli alberi c'è una pietra che torna verso su, è proprio il vecchio lavatoio, cioè da sopra venivano giù a lavare i panni. Lungo il sentiero, rocce chiamate flysch, caratterizzate da ripetuti strati di arenaria. C'è qua diverso da quello là. Qua dove calcare siamo un po' come se siamo sul Carso, Goriseno, Triestino. È un pH più basico, quindi più alto. Strano dirsi perché è formato si vede come delle sabbie molto compatte. Il calcare è ancora, se vogliamo, più duro, sì, e si spacca a blocchi, però c'è un piccolo difetto che è tutto fessurato. Si cammina su comodi sentieri adatti a tutti, giovani e anziani, grandi e piccoli. Mentre si attraversano splendidi boschi e prati, le nostre due guide ci fanno notare l'aspetto botanico e naturalistico di questi ambienti. Ed eccoci ai prati di Tribil, una zona conosciuta per la sua bellezza paesaggistica e la ricchezza di biodiversità. Siamo tutti affascinati dalla splendida fioritura e da come è mantenuto questo territorio. Un esempio sono i pochi sfalci dell'erba e solamente nel periodo giusto. Accordatura non è che sono tanto lontane geneticamente, però la differenza è notevole. Ecco un'ape che lavora alacremente su un gladiolo. L'erba è tenuta bassa dai cavalli che li spostano mano a mano, invece qua è solo spalto, quindi è un prato. E ovviamente il prato è diverso da pascolo, quindi prato solo spalto, spalto. Il percorso è didatticamente molto ben strutturato ed è molto interessante avere queste informazioni.
Qui siamo vicino al Monte San Giovanni, sotto di noi lo Judrio che fa da confine con la Slovenia. A Monte San Giovanni ci fermiamo per pranzo. Approfittiamo anche per visitare la chiesetta. Come potete osservare, è come attraversare un giardino fiorito. Il tratto che abbiamo percorso sul 747 corrispondente al Sentiero Italia termina qui a Varc. Ancora fiori e splendidi muri in pietra. Questo è un antico abbeveratoio scavato in un unico pesante masso. Grazie per aver scelto e seguirmi sul mio canale. Ricordatevi anche di fare l'iscrizione e attivare la campanella. Proseguiamo verso Preserie, Cernetis e quindi alla chiesa di San Paolo. Ecco Stregna e quindi a quello che noi chiamiamo terzo tempo. Ci ospita Giulia nel suo cortile. Una splendida giornata con una splendida compagnia. Grazie a tutti ed arrivederci al prossimo video.